Ciao a tutti, Virus 101 di nuovo ai comandi e bentornati in canale e stasera facciamo un bel video dedicato alle armi di Elite, un video introduttivo per chi? Per target appunto è il giocatore che ha appena iniziato, il giocatore che gioca da poco o che ha intenzione di iniziare a giocare. E di cosa parliamo? Parliamo di armi in questa puntata. Le armi all'interno di Elite sono una cosa molto importante perché ovviamente vi serviranno per difendervi, per poter attaccare, per poter distruggere le navi avversarie se venite attaccati o se volete attaccare altre navi. Se volete fare caccia al pirata, quindi volete diventare dei cacciatori d'Italia, vi serviranno ovviamente per abbattere i pirati. Se volete fare i pirati, ovviamente vi serviranno per abbattere le altre navi, quindi appunto abbattere i trasporti, difendervi insomma, dalla polizia che dovesse spararvi o quello che sia, quindi insomma, armi, insomma, quello sono state progettate per questo e a questo servono. In Elite Dangerous ce ne sono tante, sono di varia tipologia, anche la stessa arma può variare in base al tipo di mount point che hanno, insomma è un po' complesso l'argomento, quindi vediamo di semplificare il più possibile come vengono gestite le armi all'interno del gioco e andiamo subito a vedere una piccola overview. Una piccola overview in che senso? Allora, in prima parte tratteremo i mount point, quindi con che tipologia di ingaggio vengono montate sull'astronave. Perché? Perché ci sono armi fisse, armi giroscopiche e armi a torretta, quindi un attimo un overview, eccola qui. Poi ci sono varie tipologie di armi, tratteremo quelle termiche e quelle cinetiche oggi, quindi parleremo di laser, multicannon, cannons e frag cannons, diciamo per iniziare va più che bene. Armi più complesse le tratteremo magari in un altro video dedicato alle armi un po' più avanzate, perché per esempio plasma accelerators, le railgun, missili, mine e altre armi esplosive possono, insomma, sono un po' complesse da trattare all'inizio. Allora, come prima cosa, dove si impostano le armi? Ovviamente andiamo in uno stardock, uno starport, bello grande, entriamo nell'area di outfitting della nave e andiamo negli hard points, quindi molto semplicemente arriviamo qui. Io ho già equipaggiato un attimo un Python con le varie tipologie di armi, così potete vederle già pronte e preparate in funzione. E cosa andiamo a vedere? Allora, andiamo a vedere innanzitutto le tipologie di mount, punto di mount dell'arma. Allora, andiamo a fare subito una cosa. Mettiamo in storage questi laser e andiamo a vedere che tipologie di armi e che tipologie di mount possiamo utilizzare. Allora andiamo sullo shop velocemente, riprendiamo i burst laser. Eccoli qua. Allora, come vedete, anche subito dalle icone ci sono tre tipologie di mount point. C'è la torretta, che è questa, come vedete subito anche dall'icona fatta proprio a forma di torretta, quindi sia visivamente da icona che da scritta potete capire che tipologia di fissaggio ha quest'arma. E le armi fixed, quelle col mirino, eccole qui, anche qui stesso discorso, e le armi vengono definite gimballed, sono quelle giroscopiche, sono installate anche queste sulle navi. Allora, partiamo dalle fixed. Le armi fixed hanno un punto di montaggio fisso, ovviamente non si muovono, sparano in avanti e sparano in avanti a punto fisso. Quindi dovete manovrare l'astronave in modo da allineare il mirino alla nave nemica, sparare, fare fuoco e quindi sperare di colpire. Quindi questa è la prima tipologia di arma che vi viene affidata. Poi, seconda tipologia sono quelle giroscopiche. Le armi giroscopiche hanno una sorta di puntamento automatico, quindi all'interno del raggio d'azione dell'arma, quindi determinati gradi, e l'arma sparerà automaticamente in direzione del bersaglio, quindi non dovete avere la nave perfettamente allineata dritta davanti al bersaglio per poter sparare, ma il sistema di bordo della nave vi aiuterà nella mira.
Terza tipologia sono le armi a torretta, sono delle armi che possono sparare avanti, indietro, a destra e a sinistra in base appunto anche al mount point dell'arma, e quindi ovviamente se è montata sopra, davanti, dietro, in base all'hard point dove la montate. L'arma a torretta sappiate che continuerà a sparare al bersaglio, può sparare anche all'indietro, cosa che né le armi gimbal, quelle giroscopiche, possono fare, e tantomeno ovviamente le armi fixed. E ulteriore piccola nota, le armi, quelle appunto a torretta, possono essere utilizzate dai vostri amici se giocate in multicrew, quindi potete invitare un vostro amico all'interno della vostra nave e lui prenderà controllo delle armi a torretta e utilizzerà i comandi di fuoco per mirare le altre astronavi. Se non avete nessuno a bordo, invece ci penserà il PC, insomma, il sistema di puntamento automatico del gioco a sparare per voi. Che differenze ci sono tra questi tre mount point? Fondamentalmente c'è una differenza di power draw, di danno e di rate of fire, però attenzione che ovviamente il gioco vi visualizzerà qui all'interno di questi dati qui la differenza tra le armi. Allora adesso torniamo un attimo indietro, vi faccio vedere subito velocemente le varie differenze. Scusate, andiamo a riprendere quello che avevamo messo in storage. Ritrasferiamo il burst laser Gimballed sulla nave, eccolo qui. Se noi adesso decidessimo di trasferirlo, scusate, di sostituirlo con un burst laser a torretta, eccolo qui, come vedete avremo un minor consumo energetico, un minor danno per secondo, un minor assorbimento del distributore di potenza, quindi ricaricherà più velocemente la barra energetica delle armi, avrà un minore impatto sul carico termico sulla nave, perché ovviamente i laser scaldano e quindi aumenteranno il calore totale della vostra nave. E armor piercing, quindi il danno all'armatura sarà lo stesso, il maximum range è lo stesso, il rate of fire è più basso perché sono quelli che ricordavo armi a torretta, e il burst rate of fire, anche questo qui invece è leggermente superiore, quindi la raffica appunto che scotta, perché burst è quello, sarà leggermente superiore, un 15% in questo caso. Quindi allora, ricapitolando, le armi fixed, andiamo a vederle qui, come vedete consumano di meno, fanno un po' meno danni. Queste sono una 1F, quindi è ovvio che facciano meno danni di un 2F. Se avessi preso un 2D, cosa sono le fixed, 2F, 2D, le fixed, avrei fatto meno danni rispetto a un'arma gimballed, perché le armi fisse sono quelle che fanno più danni, le armi gimballed fanno un po' meno danni, le armi a torretta sono quelle che fanno meno danni delle tre tipologie di mount point che ci sono. Quindi questo un attimo per capire i mount point come funzionano. Quindi niente, questo per darvi un attimo idea di come funzionano un attimo gli agganciamenti che vedete qui delle armi. Voglio farvi vedere un'altra cosa velocemente, quindi andiamo a rimettere in store questo burst laser e andiamo a comprare invece una versione a torretta, sempre del burst laser, eccolo qua. Ok, perché? Perché sto facendo questa cosa? Perché la gestione del fuoco dell'arma a torretta, intanto vedete qui che il mount point è cambiato, è più alto, potrà sparare all'indietro, in avanti e in tutto il range della nave, quindi questo è una grande differenza, è molto comodo, molto utile, soprattutto se usate trasporti o navi di grosse dimensioni che fanno fatica a girare velocemente. Anche sul Python potrebbero essere comode, io preferisco le Gimballed perché è un buon compromesso tra manovrabilità, danni e tutto quello che ci va dietro. E come gestiamo le armi a torretta? Quindi velocemente andiamo nelle functions sul pannello di destra di controllo della nave, e come vedete c'è un turret weapon mode. Il turret weapon mode vi consentirà di cambiare la modalità di fuoco, e quindi come vedete adesso è impostato in target only, quindi quando traccerò un bersaglio e quello dovesse rivelarsi rosso sul radar, quindi viene segnato come nemico, la torretta e i sistemi automatici
di bordo e praticamente apriranno il fuoco indiscriminatamente contro il solo bersaglio selezionato. Se perdete il bersaglio, ovviamente la torretta smetterà di sparare e questa è una delle modalità di fuoco. Poi c'è un fire at will, quindi un fuoco a volontà, tutto quello che è rosso sul radar verrà ingaggiato dalle torrette di bordo e praticamente sparerete a tutto quello che vi circonda, quindi fateci molta attenzione perché rischiate di attirarvi tutti i nemici che avete intorno. Se siete in combat zone, il fire at will ve lo sconsiglio vivamente. E quindi questo può servire se avete tipo il trasporto che venite attaccati da 2 o 3 pirati. Questo invece in questo caso può essere utile. Comunque c'è anche questa opzione e anche questa opzione ha questa funzionalità, appunto come la descrivevo prima. Ultima modalità, il forward fire. Il forward fire è fuoco in avanti, quindi quando i nemici sono davanti a voi, similarmente alle armi gimballed, quindi alle armi giroscopiche, le armi anche a torretta spareranno in avanti, quindi è altra modalità abbastanza comoda di fuoco. Diciamo che mediamente io consiglio di tenere il target only se utilizzate le torrette e utilizzare quello insomma diciamo come impostazione di default. Poi all'interno del combattimento, quello che sia, potete sempre cambiare la modalità di fuoco della torretta. Ok, outfitting, quindi torniamo qui. Allora, adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a vedere un attimo il secondo punto. Quindi, dopo aver visto armi a torretta, armi gimballed e armi fixed, quindi armi torretta, giroscopiche e a punto fisso, e andiamo a vedere le 2 tipologie principali di armi che il gioco vi mette a disposizione. E questa seconda distinzione perché? Perché ci saranno armi che saranno più orientate a fare danni agli scudi e invece armi che saranno più orientate a fare danni allo scafo. Come potete aver già supposto, immaginato, visto o giocato, i laser mediamente fanno più danni sugli scudi che non allo scafo della nave e d'altro canto invece le armi cinetiche faranno il contrario, quindi faranno più danni allo scafo se non rispetto agli scudi. Scusate un attimo. Sto ancora un attimo pagando un po' di raffreddore che mi ha colpito la settimana scorsa. Allora, tornando a noi, allora, dicevamo, dopo aver visto le 3 tipologie di mount delle armi, quindi fixed, torretta o giroscopiche, andiamo a trattare e a vedere subito le altre 2 tipologie di armi. Perché le andiamo a vedere? Perché? Inizialmente non vi consiglio di utilizzare Plasma Accelerator, Railgun, missili o altro. Perché? Perché sono armi che costano, sono armi complesse da usare, sono armi difficili anche da trovare in giro, sono difficili da ingegnerizzare, quindi lasciatele un attimo perdere. Inizialmente divertitevi, mettetevi sui laser, decidete voi se andate di torretta, punto fisso o giroscopico, mettetevi su dei buoni laser, mettetevi su delle buone armi cinetiche e andate a combattere con questa tipologia di armi, anche perché andrete a capire un attimo quale tipologia di danno fa per voi, che tipologia di mount si addice meglio al vostro stile di pilotaggio dell'astronave e niente, poi insomma sta a voi. E la selezione del setup di armi non esiste una selezione super rispetto a una selezione un po' meno potente perché? Perché comunque fondamentalmente dipende da come pilotate, quindi dalle vostre preferenze personali e da come pilotate. Per esempio, diciamo, allora, vediamo subito, partiamo dai laser. Laser ce ne sono 3 tipologie, tutte queste 3 tipologie fanno danni termici, chi più chi meno, e i beam laser lanciano un fascio costante verso il nemico, quindi è un fascio che non si interrompe mai fin tanto che tenete premuto il tasto fuoco e avete energia nella nave. E i burst laser, similarmente ai pulse laser, sono tipo delle mitragliette, quindi fanno delle brevi raffiche di laser proprio a mitraglia, quindi insomma consumano un po' di meno e fanno un peletto di più di danni, mentre i beam laser consumano di più, fanno meno danno, però è più costante, quindi insomma poi dipende da voi. In questo caso vedete un large beam laser, è bello potente, fa una bella saccagnata di danni sui bersagli. E piccola nota, ovviamente
potete equipaggiare anche una nave solo e esclusivamente con i laser, eh. Non è che i laser non danneggiano l'astronave, anzi, i laser tendono a danneggiare di più i moduli interni rispetto alle armi cinetiche. Perché? Perché se andate a vedere sui moduli, l'ultima barra qui a destra vedete la health del modulo, proprio l'ultimo dato, è 100%, come vedete in questo caso qui la nave è tutta bella riparata, e i moduli interni si danneggeranno molto se l'astronave dovesse salire troppo di temperatura. Quindi i laser a volte servono anche per questo, per disabilitare e comunque fare danni. E vi dirò, laser large contro bersagli medium o small fanno parecchi danni, quindi tante volte non servono neanche i multicannon, i cannoni o quello che sia, insomma, dopo lì, insomma, boh, dipenderà un po' da voi come preferite gestirvi la cosa. E velocemente per concludere un attimo questa parte sui laser, per esempio ho un Vulture equipaggiato solo con pulse laser e fidatevi, fanno male anche agli scafi. Perché uso il pulse laser? Perché il pulse laser non mi richiede munizionamento, a differenza di tutte le altre armi cinetiche che richiedono munizionamento. Come potete vedere adesso qui nell'Advanced Maintenance, andiamo a trovarli dove sono andati a finire. Eccolo qua, restock. Come vedete, cannoni, multicannon e frag cannon hanno tutti il munizionamento, quindi quando finite le munizioni dovete tornare in base a ricomprarle. Uno, oppure, vediamo anche una cosa un peletto più avanzata, nell'inventario, nell'area di sintesi, potete risintetizzare le munizioni direttamente sull'astronave. Avete un piccolo medio calibro e quindi da qui potete, se avete i materiali, potete, come vedete in questo caso, potete fare il resupply del munizionamento. Ovviamente, se avete armi small, avete piccolo calibro, se no avete large caliber per tutte quelle più grandi. Insomma, fateci attenzione perché anche i large caliber richiederanno tante cose, come vedete in questo caso qui. Ovviamente e migliore sarà il calibro, migliore sarà la tipologia di armi, di munizioni che andate a creare, più saranno i danni. Come vedete in questo caso la ricarica premium vi darà un bonus del 30% di danno. Per arrivare a farle, anche qui dovete fare un po' di esperienza con mining. Mamma mia sta tosse. Ok, allora detto questo torniamo indietro. E andiamo velocemente a vedere le armi cinetiche, dopo aver visto le armi, quelle termiche. Faccio veloce perché dopo andremo ad utilizzarle direttamente sul campo, che è ovviamente la cartina al tornasole del test e del video sulle armi. Cioè, finché non si vedono in utilizzo, il resto sono tutte chiacchiere. Allora, cannone, multicannon, e fragment cannon sono le tre tipologie secondo me più utili di armi cinetiche, cioè, sono anche tutte le armi solo esclusivamente cinetiche che ci sono nel gioco, poi ci sono armi ibride, comunque ci concentriamo su queste. Allora, multicannon è un mitragliatore, come vedete un mitragliatore a canne rotante, bello potente, bello grosso, bello cazzuto, con la TZ come si suol dire, e sparerà a mitraglia, ovviamente ha un po' di tempo per caricare e il fuoco quindi non sarà immediato appena sparate, ci metterà un pochettino a iniziare a sparare, però una volta che inizia farà i suoi danni proprio a mitraglia. E questo è uno. Il cannon, anche questo colpo singolo, quindi appena sparate il colpo partirà e tira delle sacagnate veramente degne di tutto rispetto, fa un sacco di danni, però anche qui è lento a ricaricare, sparerete un colpo ogni tot tempo in base alla tipologia del modulo e e niente, quindi il multicannon scusate, il cannon è questo. È molto utile contro navi di medie grosse dimensioni, quindi navi lente che sono facili da raggiungere col colpo di cannone. In alternativa vi consiglio il multicannon perché spara molti più colpi, quindi fanno molto meno danno, ma colpiscono molto più del colpo singolo del cannone, quindi anche qui
fateci un attimo un pensierino, vedete un attimo voi come preferite. Il fragment cannon invece in questo caso l'ho messo a punto fisso e cosa fa? Spara una serie di frammenti ad alta velocità di fronte a voi oppure vabbè, intorno, di qua di là, insomma in base al fatto che sia gimballed, turret o fixed. E questo è comodo perché? Perché se siete corpo a corpo molto vicini è come un colpo diciamo di fucile da pallettoni a distanza ravvicinata. A distanza ravvicinata infatti fa moltissimi danni e copre un'area molto ampia di fronte a voi, quindi è consigliabile per tutte le situazioni che richiedono appunto colpi a breve distanza. E cosa utilizzare, cosa è meglio, cosa è peggio, c'è qua, c'è là, c'è su, c'è giù, come dicevo prima, dipende esclusivamente dalla nave che avete e da come preferite giocare, e come pilotate l'astronave e quindi insomma più di dirvi provate non si può fare. Io posso farvi vedere anche un attimo come funzionano, è cosa che stiamo andando a fare in questo preciso istante, però cosa succede? Potete vedere un attimo come funzionano, niente da dire, ma la prova del fuoco, il battesimo del fuoco, lo dovrete fare sul campo, quindi prendete, andate in una resource extraction site, andate in una combat zone, andate a sparare ai pirati, quello che vi pare, e provate lì, perché secondo me non c'è una vera e propria strategia o discorso che vale più di un altro, no? Come dicevo, le armi è personale. È molto 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 personale. Scusatemi un attimo, bevo un goccio d'acqua perché ho la gola riarsa nel frattempo che facciamo il jump. Oh, eccoci qua, perfetto, eccomi qui, siamo ritornati. La gola un po' riarsa stasera. Benissimo, allora, dove andiamo? Dove andiamo? Prendiamo il primo resource extraction site che troviamo, in questo caso un resource extraction site normale, quindi ci va benissimo, tanto dobbiamo fare solo una piccola dimostrazione del funzionamento delle armi che abbiamo in dotazione in questo momento. Nel frattempo che ci avviciniamo verso appunto il sito di estrazioni, cosa andiamo a fare? Andiamo a fare velocemente un controllo sul fire groups. I fire group perché ovviamente ogni arma deve essere associata a un relativo gruppo di fuoco. Se state iniziando a giocare questo dovete capirlo. Perché? Perché qui potete configurare come le armi vengono raggruppate e utilizzate. Avete due tasti fuoco, il tasto 1 e il tasto 2 e in base a come li configurate sul joystick, mouse tastiera, sul joypad o quello che sia, avete questi due tasti, quindi non c'è molto altro da dire. Qui cosa succede? Potete dire per esempio sul tasto 1 impostiamo i beam laser e i burst laser, come vedete già da qui, sul tasto 2 i multicannon per il gruppo di fuoco numero 1, per il gruppo di fuoco numero 2 impostiamo i cannoni sul tasto 1 e il fragment cannon sul tasto 2. Poi cambieremo il gruppo di fuoco direttamente mentre siamo in combattimento. Nel frattempo un attimo allineiamo la velocità, le accelerazioni e decelerazioni in base alla distanza, manetta sul blu come potete vedere insomma qui dalla manetta la mettiamo sull'azzurro in basso, andiamo giù con calma e andiamo a controllare il turret weapon mode, ok era rimasto in target only, perfetto, e quindi per concludere eccoci qua, i gruppi di fuoco sono utili anche poi ovviamente per eventuali scanner o altro che adesso sono disabilitati per comodità perché sto andando a combattere, questi non mi servono quindi li spengo e li disabilito. Questo perché? Perché questo mi serve per distruggere praticamente gli scudi e avere la mitraglietta, diciamo, come fuoco secondario di qua, una volta distrutti gli scudi per andare proprio a tirare, diciamo, il fatidico colpo di grazia al nemico. Nel frattempo parla parla ci siamo avvicinati, quindi ecco qua. Caspita, ronzola per non dire qualcos'altro. Il resource extraction site è finito dietro il pianeta. Come dico sempre, evitate di fare traiettorie vicine ai pianeti perché questo vi rallenterà davvero troppissimo.
perché l'attrazione gravitazionale del pianeta imporrà una riduzione spaventosa della vostra velocità, quindi cercate di stare un po' alla larga dai pianeti se dovete correre velocemente dalla parte A, dal punto A al punto B. Ok. E qui andiamo, insomma, molto altro da dire non c'è sulle armi iniziali, appunto, essendo questo un video dedicato alle prime armi, come avete potuto vedere abbiamo i mount, e abbiamo visto le armi termiche, sì, e le armi cinetiche. Ognuna delle due ha un determinato utilizzo, quindi armi termiche, scudi, armi cinetiche, scafo della nave. Lo scafo perché? Perché ovviamente vogliamo far saltare in aria il nemico, quindi dopo sarà a voi decidere che tipologie di armi utilizzare. Ovviamente nessuno vi vieta di sparare con armi cinetiche sugli scudi, le armi cinetiche fanno danni anche agli scudi, non preoccupatevi, e viceversa anche le armi termiche. Ovviamente una è più orientata e più specializzata in una tipologia di danno piuttosto che non in un altro, quindi anche lì dopo sta a voi decidere. Iniziamo un attimo la scansione delle navi, estraiamo subito le armi. Ok, come vedete la torretta ha preso il bersaglio. Adesso io non devo assolutamente sparare perché questo è un bersaglio clean, e se sparassi a un bersaglio clean ci sarebbero parecchi problemi. Allora, nel frattempo andiamo un attimo fuori dall'astronave e andiamo a vedere... Ah, scusate. Estraggo le armi e torno in modalità telecamera, così potete vedere le armi estratte. Eccole qua, i cannoni, le torrette, i multicannon, eccolo qua, i laser, il frag cannon, scusate, e il beam laser qua sotto. Come vedete, la differenza tra le armi large e le armi medium è molto marcata anche nelle dimensioni stesse dell'arma, quindi potete capire anche da qui la differenza di danno che fa un'arma large rispetto a un'arma medium. Non, cioè pensate che dopo ci sono anche le huge, quindi insomma pensateci un attimo. Adesso targettiamo, vediamo se troviamo qualcuno a cui sparare, così cominciamo a vedere. Ecco qua. Allora, come vedete, gli indicatori stanno già puntando la nave di cui ho preso, di cui ho fatto il target. Quindi la nave che ho detto in gergo italianizzato, la nave che ho targettato. Ok, tanto continuiamo un attimo a fare un po' la scansione. Adesso sto cercando un pirata sul quale scaricare tutto quello che ho addosso come armi. Sirius Security, lasciamoli anche perdere. Ok, perfetto. Vabbè, troviamo anche un bel Federal Dropship, una bella nave bella tosta, comunque è un novice. E da lì, insomma, siamo tranquilli. Iniziamo a far fuoco, è wanted, quindi posso continuamente far fuoco. Allora, da sotto vedete il beam laser, a destra vedete il burst laser, a torretta come sta andando. Avete visto quanto ci ho messo a tirargli giù gli scudi, insomma, è un novice e non ha granché. Adesso passiamo al frag cannon, gli diamo un bel colpetto di frag cannon, eccolo qua, uno. Come vedete questa è una nave lenta, quindi posso anche dedicarmici un po' col frag cannon, dai. Il Python non è famoso per la sua manovrabilità, eccolo qua. 1, 2 e adesso gli diamo anche una bella cannonata, come vedete. Pum! E questi sono i danni che abbiamo fatto a questa nave. Continuiamo con i laser perché gli sono tornati sugli scudi e adesso andiamo con il multicanno. Come vedete la torretta continua a sparare, quelle raffiche verdi che vedete sono gli OL Point Defense in azione.
Come vedete anche una Federal Dropship Novice è un avversario comunque abbastanza tosto, ha le torrette su per cui continuerà a spararci anche mentre siamo fuori range, ma comunque ce l'abbiamo fatta. Il bersaglio è andato, come vedete ci ha tirato giù quasi completamente gli scudi, è una nave parecchio tosta, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo ammazzato questo nemico. Allora diciamo che questo non è il mio setup armi preferito, io ne utilizzo un altro e mi consente anche di fare più danni rispetto a quello che avete visto. Comunque è stato un buon test per mostrarvi come funzionano le varie armi. Abbiamo anche trovato un bel chemical distillery che a volte è comodo, vediamo se c'è qualcosa di utile qua. Common manufactured. No, non c'è nulla di raro e quindi possiamo anche lasciar perdere questi drop. Nel frattempo diamo piena potenza agli scudi che vanno riparati. Non ho il shield shell bank perché non ho equipaggiato molto bene la nave per combattimento, ma non era quello lo scopo per cui è stata impostata. Qui nel frattempo ritraiamo le armi e andiamo a fermarci un attimo. Ok, come avete potuto vedere allora in funzione, avete visto i beam laser, i burst laser, i pulse laser funzionano quasi uguali ai burst laser, quindi non li ho presi perché sono praticamente identici. L'unica differenza è che il burst laser fa più danni termici rispetto al pulse laser e quindi scalda di più lo scafo quando colpisce, quindi va a danneggiare maggiormente i moduli della nave avversaria. Vediamo un attimo se troviamo qualcun altro. Abbiamo un bel Cobra MK3 e anche un expert ed è clean. Ok, vabbè, non importa. Vediamo se troviamo qualcuno. Ecco qua. Eccoci qua, ok. Come potete vedere il Python non è un'astronave super maneggevole, anzi è abbastanza incatramata come movimenti, perché è una nave IVI comunque e quindi dovete farci un po' di attenzione. Oh, abbiamo trovato un altro pirata, però se ne sta scappando, non lo affronto perché è un competent con la mia stessa nave, rischiamo la pellaccia, quindi per il momento ci fermiamo qui, fermiamo i motori, esco un attimo al main menu perché a questo punto cosa succede? Andiamo a vedere un po' di siti, perché come renderci conto delle armi che ci servono, non ci servono, eccetera, eccetera, andiamo online. Quindi, a parte anche alcuni video, sulla pagina Wikia di Elite Dangerous troverete un sacco di informazioni riguardo a tutte le tipologie di armi del gioco, ma proprio tutte. Ci sono anche delle belle tabelle riassuntive che vi daranno un attimo idea dei vari danni comparati insomma anche con un bel istogramma qui a barre, un diagramma lì a barre che vedete e perché non mi carica questa? L'altro giorno me la caricava, vabbè. Magari ricarichiamo la pagina, vediamo se siamo più fortunati. Perché anche il secondo dei due diagrammi era comodo. Ah, ok, uno e due, eccolo qua. Come vedete, Thermic Weapon, Shield DPS and EPS. E per EPS Energy per Second, come vedete anche descritto qui, Energy per Second, quindi questo è il danno che fa e questo è il consumo dell'arma burst laser, come vedete i beam, i burst, i pulse laser e tutte le varie e molte tipologie e categorie di laser che vengono trattati sia qui che qui, insomma, tabellina molto comoda per capire i danni dei laser. Cos'altro dire sulla Wikia? Qui trovate tutto quello che vi serve sapere. Dopo vi metterò il link nella descrizione perché insomma poi ci sono le armi che abbiamo visto oggi, quindi
Beam Pulse Burst, Cannon, Multicannon, Frag Cannon e dopo tutte le altre armi, come vi dicevo, Railgun, Plasma Accelerator e le armi da Power Play. Come vedete vengono divise in armi termiche, in armi cinetiche, armi ibride che sono thermal kinetic, fanno sia danni termici che cinetici, e da armi esplosive e armi da difesa. Il point of defense l'avete visto in funzione, il mining laser che comunque vabbè, lasciamolo a parte perché riguarda la professione del minatore e non ci interessa, comunque l'avevo già trattato nel video precedente, quindi questa qui pagina molto comoda se dovete capire che armi ci sono. Questa invece è una pagina un po' più tecnica che vi darà un attimo tutti i dati tabellari che avete visto prima, ve li dà in formato tabella già subito a disposizione qui. E quindi categoria dell'arma, tipologia, fixed, gimballed o turret, ecco qua, eccoli qua, FGT. E dopo insomma vabbè, tutti gli altri dati, insomma qui c'è la leggenda, è molto molto semplice da interpretare questa tabella, insomma, come vedete. Rate of fire, danni per secondo contro gli scudi, cosa che non vedete dall'altra parte, danni per secondo contro hull, quanta energia mangia, energy per second, che praticamente sono circa simili, là, insomma, vabbè. Damage per energy, quindi quanto danno fanno in base all'energia investita. Purtroppo non ci sono tutti i dati dappertutto, però quelli che servono sono tutti segnati, perché fondamentalmente non interessa il DPS contro scudo e DPS contro hull. Come vedete la differenza non è così marcata come si supporrebbe, quindi o andate tutto di laser o di uno o di l'altro, poi ovviamente scegliete quello che preferite. E anche qui stessa suddivisione delle armi, quindi esplosive, termiche, cinetiche, solo cinetiche e solo termiche. Sono andato un attimo su al contrario. E ultima domanda che potrebbe essere: ma quanto mi costa? Come gestire? Allora, c'è un sito, un altro, corioli.io, che vi darà, beh, insomma, questo è uno dei tanti, che vi darà la possibilità di creare e costruire l'outfit della vostra nave, selezionare le tipologie di armi in base appunto a questa pagina, la vostra esperienza in gioco, quello che vorreste fare. Vedete subito quanto vi costeranno queste armi, tipo i 2FG multicannon. Andiamo a vedere qua, multicannon, eccoli qua, 2F multicannon, che hanno un costo di 57.000 cucuzze. Sì, qua potevano mettermi magari una righetta, sarebbe stato meglio. Comunque, li vedete qua. Anche qui avete tutta una serie di dati, sono sempre quelli, sono solo presentati in modalità differente, quindi o in gioco con i cerchioletti che vedevamo prima, o sulla pagina della wiki, perché ovviamente se apriamo la pagina relativa ad un'arma avremo di nuovo tutti gli stessi dati, qui sono divisi per classe, rating, eccetera, eccetera. Se no, su questa pagina avete la tabella riassuntiva e infine qui, insomma, dove potete costruire un attimo la vostra nave prima di andare a comprarla effettivamente in gioco, per farvi un attimo un'idea dei consumi, tipologia di moduli, costi e altro. Insomma, è abbastanza preciso questo sito, quindi insomma, è molto 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 utile se state iniziando. Questo è l'ultimo discorso che volevo affrontare, cioè l'ultimo punto, scusate, che volevo affrontare nel discorso iniziale riguardo alle armi. E un attimo qua vedo una cosa, scusate un secondo. Ok, sì, no, niente, a posto, avevo controllato velocemente una cosa in gioco. Tornando a noi, qui andiamo un attimo anche a chiudere, quindi spero di aver descritto, diciamo, esaustivamente come iniziare a orientarsi con le armi del gioco. Se avete dubbi o domande ovviamente scrivete sotto, se avete critiche riguardo al video ovviamente scrivete sotto, insomma siamo sempre qui per migliorarci, e se c'è qualcosa che non avete capito o volete puntualizzare meglio domandate pure sotto, ci sono io, comunque anche gli altri utenti del canale, e abbiamo anche il gruppo su Discord, quindi contattateci pure lì nel caso, e
vi aggiungiamo in gruppo e potete farci le domande direttamente in tempo reale, insomma abbiamo la chat lì e c'è sempre qualcuno mediamente in canale, se non rispondiamo subito, rispondiamo dopo poco, insomma, quindi siamo a disposizione per tutte le domande che avete ed eventualmente anche poi, insomma, se volete venire a giocare con noi, ben venga, siamo qui e andiamo a farci una bella divertita in giro per lo spazio. E detto questo andiamo a chiudere, quindi ringrazio tutti quelli che hanno seguito questo video sulle armi di Elite. Vi ricordo che andremo a fare anche un video sulle armi un po' più avanzate, quindi su Plasma Accelerator, Railgun, missili, mine e quant'altro, quindi quelle armi non trattate oggi, che richiedono purtroppo un'attenzione un po' particolare e non sono molto adatte al giocatore che inizia a giocare ad Elite. E quindi chiuso questo, ringrazio tutti, i commenti sotto, i link nella descrizione arriveranno insieme al video e Virus101 vi saluta, vi ringrazio a tutti e alla prossima, e ciao a tutti e Transmission out.